Giovedì 11 luglio, nella sede del Pozzo Calcio in via Monte Pastello, si è svolta la presentazione della nuova compagine rossoblù, neopromossa nel campionato di prima categoria. Erano presenti i tifosi rossoblù, i giocatori vecchi e nuovi, assieme ai dirigenti e allo staff tecnico con l'allenatore Simone Ronconi e il nuovo secondo Riccardo Fadini. Il presidente Gianni Zanin ha ringraziato la squadra per l'ottimo campionato trascorso, nel quale il Pozzo ha acquistato il trofeo veneto di seconda categoria, ponendo l'obiettivo per il prossimo campionato al bel gioco e ad una salvezza tranquilla. L'allenatore Simone Ronconi ha salutato i presenti, fissando l'obiettivo su una salvezza tranquilla e soprattutto sul miglioramento dei giocatori a livello personale nel gioco espresso in campo. Il direttore sportivo Roberto Praga, nel suo intervento, ha usato la metafora della nascita di un figlio per descrivere l'emozione e la soddisfazione per l'allestimento della nuova compagine, nella quale sono stati inseriti alcuni giocatori giovani ed altri di esperienza adatti al prossimo campionato. Ecco chi sono: Del Buon Pietro, proveniente dall'Alba Primavera, Nali Diego dal Lugagnano, Maestrelli Michele dal Vilimpenta, Zuppini Matteo dalla Virtus, Degani Marco dall'Union Grezzana, Andreoli Omar dalla Scaligera e Tacconi Martino dall'Olimpica d'Ossobuono.